in cui abbiamo deciso di unire le culture. Abbiamo 3 nazioni, l'Italia, la Guinea e l'India e l'Albania. Tutto questo per cercare di aiutarci comunque, che non ci sia una barriera tra di noi, perché come ha detto Fatima, quello vogliamo o meno, siamo in questo paese ed è importantissimo, oltre a quello che noi conosciamo, possiamo apprendere e anche dare. Possiamo imparare la loro cultura e anche dare la nostra di cultura. Assalamu alaikum musidɓe haray men salmini on kala ko non kala gaduna hande hiɗen Verona ɗo hiɗe wondi ɗo noon e bandiraɓe men ɗiɗo kono hande ka haala italien wonɗe yoddude maɓɓe ɓay ɓeɗo haara hiɓe waɗɗo pimu annda hoore makko wowaka yi'ede ɓe sifanto en kono ko adi kon taw en présenté maɓɓe landuɗen ɓe ko honno ɓe innete e ko honno ɓe waɗi e ko honto ɓe fokkiti. Buongiorno. Buongiorno. Lei si può presentare gentilmente? Io mi chiamo Kadiatou Diallo. Kadiatou di dove sei? Originariamente? Della Guinea Conakry. E dove siamo oggi? Oggi siamo a Verona. Siamo a Verona. Lei invece? Io invece mi chiamo Fatima e ho origini senegalesi. E anche tu sei veronese? Sì, sono veronese, ma adesso non abito più qua da qualche mese. Da qualche mese qua. Va bene, e oggi abbiamo visto ciò che avete realizzato. Io ho assistito al vostro conference, al vostro meeting di rieducazione, l'avete chiamato così, giusto? Ed è stata una cosa veramente molto rara, per me è stata la prima volta. Volete spiegarci un po' com'è nata e perché avete scelto questa strada? Allora, noi siamo state invitate come relatrici dalla scuola Conoscere l'Islam di Verona, del Consiglio Islamico di Verona, e poi mi sono sentita con la dottoressa ostetrica Fatima Njai per decidere di che cosa parlare. E ci è venuto in mente di parlare del genitore musulmano, dell'importanza della formazione e dell'informazione. Io sono una educatrice islamica e perinatale, e quindi abbiamo pensato sia necessario per la società attuale parlare di tale argomento. Ok, e lei cosa ha da aggiungere su questo evento? Abbiamo visto anche lei ha spiegato che è una dottoressa e sicuramente avrà fatto un percorso di studio fino a dove è arrivato. Oggi ha scelto un percorso così particolare dove, insomma, nel territorio italiano. Cosa li ha spinto e come si sente? Allora, io, come ha accettato la mia collega, sono un'ostetrica e ho studiato qui in Italia. Dopo aver fatto appunto un percorso di chiarezza mentale, ho voluto sia approfondire il lato, diciamo, occidentale, ma anche appunto il lato islamico, perché la nostra comunità ha bisogno di figure professionali islamiche, sanitarie e non sanitarie. E per questo ho scelto questo percorso, per questo abbiamo scelto di portare questa tematica che ci andava ad unire. Io appunto non sono un'educatrice, ma ho fatto un corso e ho letto e mi sono informata per quanto riguarda la psicologia islamica e la psicologia perinatale, quindi ho portato il mio lato di psicologia principalmente in gravidanza, andando anche a legarla all'Islam. Nei vostri interventi abbiamo sentito che avete parlato tanto dell'importanza del genitore musulmano, soprattutto essendo che siamo in Italia, stiamo parlando dell'Italia. Come mai avete scelto proprio il genitore, la rieducazione, la famiglia? Allora, la rieducazione, essendo appunto in un contesto non prevalentemente islamico, abbiamo parlato di rieducazione perché abbiamo dei stranieri arrivati in Italia che hanno una cultura diversa e per abbracciare una cultura nuova è molto difficile abbracciare quella realtà. E quindi abbiamo parlato di doppia cultura, che c'è questa grandissima difficoltà per i genitori ad accompagnare i loro figli nell'educazione. Però da tenere molto importante è che il pilastro più importante è la fede. È la fede. Se noi troviamo un contrasto tra le due culture, c'è da accompagnare i genitori a livello educativo e non solo insegnamento, perché abbiamo parlato della differenza tra l'insegnare e l'educare, che è spesso un po' confusa come cosa, in cui anch'io stessa sono andata a formarmi per cercare di avere più un chiarimento a riguardo. Appunto anche io presso Strong Believer Academy mi sono formata e adesso alhamdulillah ho più le idee chiare a riguardo, e se posso trasmetterlo alla Umma sono più che felice, inshallah. Perfetto. Lei nei suoi interventi ha parlato molto della fede e del messaggio che ha lasciato il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in cui lei come ostetrica, lo pronuncio male, quali sono le difficoltà che incontra molto con le nostre copaesane, con i nostri, diciamo, connazionali a livello religioso, ma quelle difficoltà tra distinguere la religione e l'attualità di qua, perché nei vostri discorsi avete parlato diversamente della libertà e dell'eccessività. Ok, allora, io appunto sono andata a trattare
più la parte psicologica di quella educativa, perché è quella che mi riguarda. Abbiamo trovato un punto in comune oggi, andando appunto a parlare dell'essere genitori in Italia e trasmettere la fede. Come psicologo, come hai detto, quali sono le difficoltà che vede nei nostri connazionali, copaesani, nel settore che lei sta trattando? Allora, io vedo questo lato un pochettino in senso laterale, no? Perché io conosco e vedo i genitori all'inizio, proprio quando il figlio è appena nato. Quello su cui volevamo anche andare a focalizzarci è la difficoltà di andare, uno, a riscoprire l'Islam, due, andarlo a separare dalla cultura e trovare un equilibrio tra l'Islam, che deve essere la nostra priorità, e dopo la cultura di provenienza e di origine e la cultura italiana, che non possiamo andare ad ignorare, perché abitiamo qua, viviamo qua, abbiamo studiato qua, alcuni già lavorano, altri no, e questa triade fa parte della nostra identità adesso, ora, in Italia. Perfetto. Prima di concludere vorrei chiedervi, se qualcuno vorrebbe seguirvi, trovare il lavoro che fate o contattarvi, come può farlo? Allora, io ho Instagram e anche Facebook. Okay. Su Instagram mi chiamo Kadiatou Diallo 165 Okay. e su Facebook Kadiatou Diallo. Okay. E su queste pagine attualmente non ho cominciato a lavorarci attivamente, però condivido eventi in programma, e come qua sono stata invitata come relatrice, ho condiviso in questi giorni qua. E l'intenzione è quello, inshallah, comunque di proseguire. Ho anche un gruppo che ho formato dove abito, a Castelbelforte, che si chiama Donne di Spessore, in cui abbiamo deciso di unire le culture. Abbiamo 3 nazioni, l'Italia, la Guinea e l'India e l'Albania. Tutto questo per cercare di aiutarci comunque, che non ci sia una barriera tra di noi, perché come ha detto Fatima, quello vogliamo o meno, siamo in questo paese ed è importantissimo, oltre a quello che noi conosciamo, possiamo apprendere e anche dare. Possiamo imparare la loro cultura e anche dare la nostra di cultura. Credo importante. Invece per lei, se qualcuno le vorrebbe seguire o trattare nel settore che lei fa, come possiamo trovarlo? Allora, io ho una pagina ostetrica proprio a parte, poi ho anche il mio profilo personale. La mia pagina ostetrica su Instagram si chiama Perle di Ostetricia e mi trovate tranquillamente. È una pagina dove condivido post, secondo me, rilevanti ed importanti sull'Islam, ma anche no in generale, e condivido anche la mia formazione in corso, che non si può mai fermare, e la mia collega sa meglio di me. Questo. Allora, io cercherò di mettervi il link, li taggerò nei video, se volete scoprire, approfondire un po' di questo settore che per noi è un po' sconosciuto, per molte magari che non sanno neanche cos'è un'ostetrica, perciò avete la possibilità di approfondire, di capire che cosa è, e se avete delle difficoltà potete sempre contattarli. Sono qua di Verona, ma sono anche disponibili sul social, che possono aiutarvi a venirvi incontro. Io vi ringrazio dell'invito e anche di avermi concesso questo tempo a chiacchierare con me. Grazie mille e vi auguro buona fortuna. Sono super felice di quello che fate, siete in gamba, e spero veramente di rivedervi a delle sale, a delle moschee più grandi di ciò che dove siamo stati oggi. Inshallah, grazie mille a te della presenza. Grazie mille, gentilissimo, è stato un piacere. Hare no mi wirta noon pulangal ko fina fama famina en fottuno ɗo e musidɓe men ɓen fitinto dugol e golleji maɓɓe ɗi en e sayi si Allah jaɓi.